Le sale cinematografiche tradizionali tendono a chiudere, ma il cinema trova altre strade, altri spazi anche impensati. Ed ecco la sala in più all'ospedale di Castelfranco Veneto per pazienti e familiari, progetto voluto dalla Fondazione Altre Parole Onlus e sostenuto con convinzione da ULSS 2 Regione Veneto, impegnate nell'umanizzazione della sanità. Quest'anno la vogliamo ripetere, iniziando sempre da Castelfranco Veneto, portandola a Treviso e poi all'ospedale Vittorio. Però c'è un programma di poterlo estendere anche ad altri ospedali della Regione Veneto, perché la Regione stessa crede molto in questo tipo di iniziativa che può aiutare veramente anche i nostri malati. Il fatto di inaugurare un'iniziativa di questo tipo, tra l'altro dando la possibilità non solo ai pazienti ma anche ai familiari dei pazienti e degli amici di entrare in ospedale e assieme al paziente guardare dei film che poi sono film particolari, insomma, che puntano molto alla gioia della vita, cercano un po' di incoraggiare anche se vogliamo, è fondamentale perché fa sì che l'ospedale faccia parte e rientri all'interno del territorio della città, quindi la città che entra in ospedale. Un ciclo di 4 film da qui a giugno, titoli non scelti a caso. Ad aprire la mini rassegna Up and Down del regista Paolo Ruffini. Io ho avuto questa possibilità di condividere un'esperienza importante con persone con sindrome di Down che mi hanno spiegato proprio questo, una confidenza con la felicità che a me spesso e a volte mancava e talvolta manca ancora, e quindi cerco di ritrovarla sempre. Secondo lei cosa possono dire, anche solo con la loro presenza, a chi è malato, a chi è in sofferenza, a chi è in un momento di difficoltà, attori con questa disabilità? Ma innanzitutto che la vita è bella e che la vita dà infinite possibilità, quindi soprattutto di fronte a una malattia grave c'è sempre la possibilità di rinascere.